Dal 18 al 23 maggio Treviso torna a regalare un sogno a 105 giovani voci under 35 in arrivo da tutto il mondo, dal Giappone a Cuba, nel nome di Toti Dal Monte, icona di queste terre, voce che continua a risuonare viva tra chi oggi prova a farsi strada in un ideale passaggio di testimone che si tramanda da 52 edizioni. Un'edizione straordinaria che vede ragazzi provenienti da 18 paesi. Il premio Toti Del Monte è un premio sostanzialmente anche professionalizzante, cioè nel senso che chi esce da qui avrà un po' di più rispetto ad altri la strada spianata verso quella che è poi la professione. Ricordiamo che chi vincerà andrà poi a far parte del cast di Traviata, quindi un'opera anche un po' difficile e complicata, che verrà messa in scena qui nell'ottobre del 2026. I giovani si confronteranno sui ruoli della Traviata, rimessa a concorso dopo 20 anni, e i vincitori andranno in scena a Treviso, Padova e Rovigo nella prossima stagione. Titolo che prevede ruoli maturi, ruoli e vocalità particolari, anche la stessa Violetta. Ci vorrebbero, come dicevamo prima e commentavamo, tre soprani per coprire i 3 ruoli, diciamo, in un unico ruolo. Quindi ci auguriamo, siamo fiduciosi, abbiamo 35 Violette da ascoltare, saremo fiduciosi di trovare la Violetta adeguata. Talenti che il pubblico potrà ascoltare il giorno della finalissima, dove le porte del teatro si apriranno gratuitamente agli spettatori. E questo è previsto sabato 23 alle ore 17:30 con l'orchestra, quindi anche questa è una cosa importante, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, la prima volta dal 2021 che abbiamo l'orchestra. Prima le finali si facevano con il pianoforte, quindi è una novità da qualche anno. La giuria sarà presieduta dal sovrintendente della Fenice Nicola Colabianchi, che si è detto onoratissimo e ha ribadito la validità del premio della formula per giovani che cercano una carriera. E questa è una manifestazione assai importante perché consente di entrare nel mondo del lavoro in maniera viva, in maniera fattuale, cioè non soltanto con un premio, con dei soldi per fare cosa? Per studiare ulteriormente, per andare a fare audizioni in giro che poi diventano scarsamente proficue tante volte. Quindi diciamo è una iniziativa particolarmente apprezzabile proprio perché consente l'ingresso nel mondo del lavoro in maniera diretta e non mediata da non si sa quali strade. Ecco. E anche la città sarà trasformata in un palcoscenico aperto al mondo, con mostre ed eventi collaterali, dagli abiti di scena alle vetrine a tema, fino all'invito per i finalisti di sedersi ad un tavolino e mangiare il tiramisù, magari con la voce di Toti in sottofondo, perché la lirica non sia polvere da museo, ma ancora una volta carne, voce, respiro.